Ultima giornata di andata del campionato di promozione ed è subito derby tra Rivaltese e Castei San Giorgio. Va la rimessa con le mani Lorenzi, Tonolli al volo Marchini, palla dentro, il gol di Benedetti, 1-0 al secondo minuto. Subito in gol il Castei San Giorgio con Marco Benedetti. La difesa si è distratta alquanto, bello l'assist al volo comunque di Marchini, piattone di Benedetti, gol. Festoni, suggerimento profondo, in ritardo Piva e Rosa, scatta Benedetti, costretto ad allargarsi il sottiro, corre lungo tutta la linea di porta, siamo al 7° minuto, altro brivido per la Rivaltese. La punizione di Marchini, Marcolini chiama la palla, Rosa pasticcia, il gol al 19°, non si sono capiti Motti e Rosa, appostato Marvin Favalli, 2-0, ma ancora un break per il Castei San Giorgio con Spazzini, manovra il pallone sulla sinistra, pericolo, non ci arrivano né Marvin Favalli né Benedetti, occasionissima. La punizione di Gabriele Favalli, strepitoso Motti, salva la sua porta. Tiana la sua finta e l'arbitro Braga fischia alla fine del primo tempo. Parte la ripresa. Festoni difende il pallone, pesca Benedetti a tu per tu col portiere, Benedetti! Marcolini gli nega la doppietta. Flaviani, quindi Bozzacchini, il suo destro blocca a terra Motti. Va a cercarsi il pallone Marvin Favalli, ma l'arbitro dice che può bastare così. Il Castei San Giorgio espugna allo stadio Gobbi di Rivalta.